Con Ait Allah Al-Hussein, presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto. Una giornata importante per il dialogo fra cristiani e musulmani. Ma veramente sono molto onorato e felice di questa iniziativa. Devo ringraziare innanzitutto il comune di Pieve di Soligo, di cui il sindaco Soldan e la consigliera Valentina e tutti i paesani che hanno accolto questa edizione, è la prima a livello veneto. E devo ringraziare, devo rivolgo a tutte le diocesi, a tutti quelli che hanno collaborato per portare a buon fine questa iniziativa. Siamo all'inizio, dobbiamo fare un cammino unico insieme per la pace, per l'amore e per la fratellanza e per il bene del nostro paese, l'Italia. Abbiamo con noi Don Valentino Cottini, ex preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, PISAI, in cui è ancora professore ordinario e direttore della rivista Islamo Cristiana. Oggi protagonista del nostro incontro è stata la figura di Maria, un ponte tra due fedi. Un magnifico ponte proprio per la sua semplicità, la sua umiltà, la sua fedeltà. E unisce perché non spacca. La figura magari del figlio, la figura di altri profeti interpretati in maniera diversa rischiano di rompere in qualche modo le due comprensioni di fede. Maria non le rompe, Maria unisce, figura delicatissima, materna, sposa, madre, figlia, è una figura splendida. Grazie. Con Valentina Lucchetta, consigliere del Comune di Pieve di Soligo, questa è la prima tappa del nuovo progetto Culturalmente, nel quale l'amministrazione pievigina crede molto. Sì, allora l'amministrazione appunto appoggia e sorregge questo progetto. Crediamo che i progetti di intercultura per questo paese che ospita l'11%, più dell'11%, anzi quasi intorno al 20% di popolazioni straniere, possa dargli anche spazio di conoscenza, di informazione, di immagine e perché no, poi anche di legami e progetti futuri. Con il professor Said Chabbar, presidente del Consiglio degli Ulema dell'Università di Beni Mellal. Una giornata importante per il dialogo fra musulmani e cristiani. Certamente questo è un incontro molto importante. Lo consideriamo come un incontro fondatore di un nuovo percorso di dialogo che darà importanti frutti in futuro per quanto riguarda il dialogo islamo-cristiano. Questa sala era piena di religioni diverse, ci siamo sentiti parte di un'unica famiglia, proprio perché tutti noi crediamo nei valori del dialogo, convivenza, pace, sicurezza e della collaborazione. Questa è la vera essenza delle religioni, guidare le persone verso le migliori qualità. Il dialogo islamo-cristiano è fondamentale per prevenire l'estremismo, l'odio e i conflitti che vediamo in alcune società. Sono incontri molto importanti che potrebbero dare dei bei risultati in futuro. بين المسلمين والمسيحيين سوف تكون لها